Matteo Cavagnini, cestista bresciano, e Ruggero Vinnai, presidente del Comitato Italiano Paralimpico. Grazie a tutti per essere qui. Allora, oggi il titolo, no, dell'evento è Inclusività e accessibilità dello sport. Sono parole giuste, no? Descrive quello di cui andremo a parlare, però io la vedo in maniera un po' differente, vi spiego perché. Parliamo sicuramente di sport, abbiamo organizzato questo evento, no, che unisce lo sport e anche le ricadute economiche sul territorio, ma oggi parliamo di storie, parliamo di storie. E parliamo di storie belle, storie bellissime, fatte di un percorso non facile, cioè meno facili, fatti di momenti belli, momenti meno belli, fatto di grandi soddisfazioni, soddisfazioni personali, soddisfazioni sportive, fatto di obiettivi raggiunti, fatto di vittorie. E quindi adesso non vi rubo altro tempo, do la parola al padrone di casa, il sindaco Oscar De Pellegrino. Grazie, buongiorno a tutti, grazie ai relatori presenti, grazie a tutti gli organizzatori perché è un onore da primo cittadino essere qui in questa città che in questi giorni, in questi 3 giorni, ma poi è partito un evento, lo stesso evento è partito a Montebelluna, si è soffermato a Longarone, Belluno e poi Cortina. Credo sia bello avere il capoluogo di provincia che parli di sport, parli di Olimpiadi, parli di Paralimpiadi, perché come detto più volte il capoluogo deve essere il collettore di tutte queste attività di conoscenza, di promozione dei valori, di avvicinamento alle scuole, i ragazzi, soprattutto allo sport, e quindi far conoscere anche le discipline e far conoscere anche quello che questo evento può rappresentare nella nostra provincia, perché devo dire che siamo la provincia più fortunata perché è l'unico posto al mondo dove 2 volte si svolgono le Olimpiadi, nel 56 e nel 26. Quindi credo che dobbiamo essere tutti orgogliosi e per questo spendersi veramente a fondo, e questo evento è una concreta situazione per andare avanti e creare veramente quel coordinamento di tutti gli enti, ma soprattutto di coinvolgimento anche dei cittadini. Mi hai detto di parlare della mia storia più che questo, ma questa era una doverosa introduzione. Vogliamo ascoltare la sua storia, ma voglio sapere da lei, visto che comunque siamo a casa sua, cosa le ha dato lo sport, quanto le ha dato, quanto è stato importante nella sua vita. Ma guarda, io dico che lo sport, l'ho sempre detto, è stato fondamentale nella mia vita per essere la persona che sono oggi. Io sono una persona normale come tutti, nata insomma qualche anno fa, così se ve lo dico poi sapete anche l'età, quindi nel 63, e all'età di 21 anni ha avuto, io lo dico sempre, l'incontro col destino, che poteva essere la fine di ogni obiettivo, la fine della vita, perché insomma già in quel tempo non era facile gestire in famiglia una disabilità. Pensate poi una carrozzina, una diversità così importante, è stato veramente un periodo difficile, quindi tutto lasciava presagire che era la fine. Invece io credo che oggi possiamo affermare che nella vita non c'è mai fine. Credo che la vita, come ti toglie, anche ti dà. La vita, se sai veramente farti aiutare, credo che la ricetta prima, il primo valore è farsi aiutare, perché quando sei su una condizione veramente difficile che non ti riconosci nemmeno con te stesso è difficile, però è fondamentale. E credo che poi con l'aiuto, con un carattere sicuramente forte, con la volontà comunque di riposizionare gli obiettivi, magari diversi da quello che c'era prima, quindi bisogna staccarsi dalla vita precedente e reinventarsi una di nuovo, è una dimostrazione che la vita è possibile, le soddisfazioni sono possibili. Oggi posso dire, se allora, quando ho avuto l'incontro col destino, la prima cosa che mi è venuta in mente, ma non sono riuscito a farla, era buttarmi dalla finestra perché volevo farla finita, oggi posso dire che avrei sbagliato tutto perché ho avuto tante di quelle soddisfazioni da questa vita che forse se non avessi avuto questo incontro col destino, forse non avrei avuto queste grandi opportunità. Opportunità di sport, ma qua lo sapete tutti, insomma, è quello che lo sport mi ha dato sicuramente con grande impegno, sacrificio, veramente dando tutto a me stesso, ma
in famiglia, nella società, ora anche avere l'onore che i cittadini abbiano così guardato la persona per votare come primo cittadino, non hanno guardato la disabilità, hanno guardato la persona, quello che la persona sapeva emanare, quello che la persona poteva dare a questa città. Ecco, beh, io sono veramente orgoglioso di tutti, ma orgoglioso di aver vissuto questa vita e dico sempre ai prossimi obiettivi, perché quello che si è vissuto è una cosa che si conosce, ma non dobbiamo mai fermarci, dobbiamo sempre avere nuovi stimoli, dare sempre senso alla nostra vita e aiuto verso gli altri. Grazie. Sì, io ho presentato il sindaco senza elencare numeri, ma insomma lo sappiamo tutti, per chi non lo sapesse, svariate Paralimpiadi, tantissime medaglie, decine e decine di titoli nazionali, abbiamo di fronte a noi un grande sportivo che ora ha deciso di dedicarsi anche alla sua città, quindi grazie ancora sindaco. Allora, in questa fase adesso farei partire un video, con noi oggi ci dovevano essere altri 2 atleti. Una di queste è Francesca Tarantello, che è appena tornata da Parigi con la medaglia d'argento nel triathlon. Ci ha mandato un videomessaggio, adesso mi alzo così lo potete vedere, dove ci saluta per 3 minuti. Vai. Ciao a tutti gli amici dello Sport Business Forum, mi dispiace tantissimo non essere lì con voi oggi, ma per impegni non posso essere presente, quindi vi saluterò da qui. Io sono Francesca Tarantello, 22enne di Padova e argento alle Paralimpiadi di Parigi quest'anno. Le mie prime Paralimpiadi, io pratico triathlon, paratriathlon, perché sono ipovedente dalla nascita, quindi ho una disabilità e mi sono affacciata a questa disciplina da 2 anni circa e prima praticavo nuoto e per me è la mia prima Paralimpiade, quindi veramente una grande emozione, già un privilegio poter partecipare a questo evento e indossare i colori azzurri, veramente un onore per me. Partecipare a una Paralimpiade significa veramente tante cose che non riesci a realizzarlo finché non entri nel villaggio olimpico, finché non sei lì con veramente tutto questo tifo che ti dà un'energia assurda durante la gara. E quando ho iniziato questa disciplina, quando ho iniziato comunque lo sport, l'ho iniziato un po' per hobby, un po' per gioco, un po' per, diciamo, mettermi in gioco e far vedere a me stessa che i limiti che ci poniamo sono solo nella nostra testa. Poi ho ottenuto i primi risultati l'anno scorso in Coppa del Mondo, comunque ho gareggiato ai mondiali, ho fatto argento e poi oro e poi mi sono guadagnata questa qualifica paralimpica e per me è diventato praticamente un lavoro e una grande opportunità e veramente una grande emozione indescrivibile a parole poter essere lì, gareggiare per l'Italia, gareggiare per il Veneto, gareggiare per la mia città, sapere che c'era gente che faceva il tifo da casa, c'era gente lì per me, i miei familiari, i miei amici, i miei parenti e veramente sentire tutto il tifo Forza Italia durante la gara è una cosa che ti dà una grande carica e quasi non sentivo la fatica, l'ho sentita più il giorno dopo. E, il messaggio che spero di dare io con il mio argento è un messaggio comunque positivo. Io vorrei essere un simbolo per tutti i ragazzi, sia con disabilità che non, a lanciarsi, a buttarsi nelle opportunità che la vita ti dà, a non vedere mai nulla come un ostacolo, ma a cercare di superare tutto. Vivere ogni giorno pienamente e con gioia, cogliere veramente tutte le opportunità che vi dà la vita perché i treni passano una volta e poi non passano più. Anche io inizialmente quando mi sono lanciata in questa carriera avevo molti dubbi, molte incertezze, ma poi ho detto vabbè, proviamoci. E ora sono qui con la mia medaglia al collo, che ora non è con me, non vi posso far vedere, e vi mando un grande bacio.
Facciamo un applauso a Francesca Tarantello che ha portato la medaglia d'argento a casa. Dopo, come vedete, avremo anche un contributo di René De Silvestro. Ma ora abbiamo iniziato con uno sportivo, un'istituzione, siamo passati a un atleta donna, adesso passiamo a un altro campione, a un altro grande atleta, Matteo Cavagnini. Matteo, cestista bresciano, 50 anni, ma non vuole... Il microfono, per favore. Se no, prendi pure questo, Matteo. 50 anni, non sembra che abbia voglia di fermarsi perché quest'anno giocherà nuovamente con la sua squadra storica, dopo vi racconterà tutto lui. Che dire su Matteo? 3 campionati europei, miglior giocatore d'Europa, partecipazione a 2 Paralimpiadi. Matteo è una bella storia che adesso ci racconterà. Allora, intanto innanzitutto grazie dell'invito, grazie dell'opportunità di farmi conoscere questa bellissima città, questo bellissimo evento che ho trovato davvero straordinario. Ammetto, veramente straordinario e carinissima città. Non c'ero mai stato, quindi è stata un'opportunità graditissima. Sicuro, sicuro. E che dire, in realtà la mia storia è molto simile a quella di Oscar, mi permetto di chiamarlo Oscar, ma è ovviamente il sindaco. È molto simile, anch'io ho avuto un brutto incidente a 14 anni dove ero un ragazzino normalissimo che piaceva giocare a calcio. Io in realtà volevo fare calciatore e mi sveglio in questo letto d'ospedale dove quel sogno di diventare come Roberto Baggio, che all'epoca il mio idolo era Roberto Baggio, è finito. Quindi passo 2 anni veramente brutti, veramente a non aver più la voglia di lottare. Non capivo mio padre che andava al lavoro, cercava di arrivare sempre a fine mese con tutti i sacrifici, ma papà, ma se domani non sappiamo nemmeno se ci svegliamo. No, ma ne vale la pena, vedrai che ne vale la pena. E in realtà poi, come la vita toglie e poi la vita dà, in realtà ho incontrato lo sport, ho incontrato la pallacanestro in carrozzina, che nel giro di un attimo mi ha rimesso in pista, ha riacceso quella fiamma che si era spenta in quel letto d'ospedale, si è riaccesa, è diventato un fuoco che mi ha dato 30 anni di carriera bellissima, un'opportunità di farmi una famiglia straordinaria, delle emozioni, dell'adrenalina alla quale non riesco più a farne a meno. E questo in realtà poi nel corso di tutta la mia carriera in realtà a volte ti fermi, anzi è necessario fermarsi e guardarsi indietro e cercare di capire qual è la strada che stai facendo, soprattutto per vedere se è quella giusta che stiamo percorrendo anche per il futuro. E più di una volta mi sono detto, ma perché cosa ti dà la forza, la voglia di alzarti ogni volta dal divano e andare in palestra a sudare, a fare sacrifici, a rinunciare alla famiglia? In realtà credo sia proprio la disabilità, perché in realtà credo che la cosa che ci accomuna tutti e che è diventata il nostro valore aggiunto, forse, non lo so, a me forse sarò matto a pensarlo, però è diventato un valore aggiunto, è proprio la nostra storia, quello che abbiamo passato, quello che stiamo vivendo, quello che viviamo ogni giorno, che è la nostra disabilità, quello che ci è successo e che ci ha fatto passare un periodo magari brutto, ma che poi dopo ci ha fatto apprezzare tutto in maniera più... come definirlo? Più, perché in realtà sì, è più. Io ogni mattina mi alzo, ovviamente per forza di cose, o mi metto un carrozzino o indosso la protesi e la situazione è quella, cioè, quindi lo riconosco ogni mattina, non è che serve qualcuno che mi dice guarda che tu sei... No, in realtà ogni giorno mi ricorda che è quello che ho passato. Quindi lo sport ci ha insegnato davvero a rimetterci in pista, a rimetterci sempre nuovi obiettivi e faticare per raggiungerli, quindi da lì la nostra forza, immagino.
Ieri mi parlavi, no, anche della nazionale, delle nuove leve, no, che a volte sono un po' fragili mentalmente, no, e quindi vedi difficoltà poi nell'andare avanti in questo sport. Che consiglio puoi dare a questi ragazzi? Ma io ho scelto uno sport di squadra, non è che ho avuto la fortuna, ho scelto uno sport di squadra, perché in realtà facevo anche tennis, poi ho scelto uno sport di squadra. E nello sport di squadra è così, se fai parte di un gruppo puoi essere anche il più forte. Io sono stato premiato miglior giocatore d'Europa, ma senza i miei compagni non lo sarei mai stato. Senza i miei compagni non avrei mai vinto un campionato d'Europa, non avrei mai sarei mai diventato il capitano della nazionale. E quindi la nostra forza, la mia forza, ma la forza era proprio il gruppo, era la consapevolezza che se io non mi fossi sacrificato per gli altri e gli altri non si fossero sacrificati per me, non si riusciva a raggiungere nessun risultato. E quando noi abbiamo capito questo, l'abbiamo capito dopo anni e anni e tante sconfitte, non vi dico quante sconfitte, però nel momento in cui l'abbiamo capito, quella partita che noi dovevamo vincere, noi la vincevamo, c'era poco da fare. Noi entravamo in campo, c'era una finale, c'era una partita che ti qualificava alle Olimpiadi, poi ovviamente poi se ne perdono anche altrettante ma noi quella partita la vincevamo, ma la vincevamo come gruppo, non come singolo. In realtà forse è questo che manca ora, come ora alla nazionale italiana. È proprio la voglia di sacrificarsi, la forza di sacrificarsi l'uno per l'altro. Grazie mille Matteo, un applauso per favore. Allora, abbiamo sentito adesso, no, un'altra esperienza, un grande sportivo italiano con una lunga carriera. Torno all'istituzione. Abbiamo qui con noi oggi appunto il presidente Ruggero Vinnai, presidente del Comitato Italiano Paralimpico. Da 12 anni presidente, giusto? Sono 12 lunghi anni dove ha visto tante cose, ha visto anche tanti cambiamenti. Ci racconti un po' quello che fa il comitato, però vogliamo sapere anche parte della sua storia. Grazie, buongiorno a tutti, grazie per l'invito e davvero complimenti. La città di Belluno penso che sia stata l'amministrazione comunale, almeno l'idea, so che Oscar insomma quanto ci tiene allo sport e poi siamo vicini anche alle Paralimpiadi fra un anno e mezzo, quindi è positivo, giusto, corretto, insomma, ma comunque non è facile organizzare eventi. Ho visto qui il programma, davvero mi pare anche eccessivo a dir la Era verità. preoccupato il presidente, non è che non riempiamo la sala con tutti questi eventi quando l'ho chiamato, ma come vede c'è Sì. interesse per il vostro appuntamento. Bene, allora sì, pensavo di parlare di come è nato il Comitato Paralimpico, le date, eccetera, ma preferisco parlarvi di l'organizzazione del Comitato Paralimpico, perché credo che come è nato e quando più o meno lo sappiamo tutti, perché negli ultimi anni soprattutto ecco, i media hanno dato informazione, insomma è molto sentito e è molto seguito anche lo sport, fortunatamente negli ultimi anni. Ecco, il Comitato Paralimpico è un po' come il CONI, è lo sport dei disabili come lo è del CONI per l'olimpismo. E ovviamente ha dei comitati regionali in tutte le regioni d'Italia e ha dei delegati in tutte le province d'Italia. Per Belluno abbiamo Davide Giosetta che è qui presente anche, ecco, come riferimento per appunto qualsiasi informazione, indicazione, promozione, eccetera. Ecco, come sapete il CIP rappresenta, come il CONI, rappresenta le federazioni, ma il compito maggiore è quello di promuovere lo sport perché non è mai abbastanza, non è mai sufficiente, soprattutto nel caso nostro del Comitato Paralimpico, delle persone con disabilità. Ecco, dobbiamo insistere di più perché sono ancora troppe le persone con disabilità che per vari motivi non si avvicinano. Ecco perché dobbiamo insistere, anche se negli ultimi 10-12 anni
davvero è stato fatto un salto culturale notevole, come sapete, grazie anche a Mamma Rai, ma non solo, a tante attività, ai media, e credo che poi il comitato, le attività, ecco, del Comitato Paralimpico con i loro risultati abbiano sicuramente contribuito a cambiare la mentalità, la società, anche nei rapporti fra cittadino e disabile. Io ne parlerò dopo un po' della mia storia personale. Io ho avuto l'incidente 60 anni fa e potete capire che la mentalità allora, la cultura di allora era molto, molto diversa. Ecco, e allora il nostro compito, dicevo, anche se le cose vanno bene, abbiamo immagine, abbiamo informazione, molto di più di anni fa, però ripeto ancora, questo non basta, dobbiamo insistere. Ecco, in Veneto abbiamo oltre 2500 atleti agonisti che fanno sport, disabili. E vi assicuro che potrebbero sembrare tanti, in realtà sono davvero pochi, perché purtroppo sono molte di più, ecco, le persone con disabilità che potrebbero fare sport. E noi vorremmo dare questa opportunità a tutti quanti, è che per questo che insistiamo, e questo convegno e questo incontro è fatto anche per questo, per promuovere. Anzi, ne approfitto, ecco, anche se è sottointeso, ecco, di chiedervi, incontrate persone con disabilità, cercate di avvicinarle, di convincerle, perché quando provano, inizialmente sono sempre titubanti, ma quando provano non abbandonano più lo sport. Ma così lo è anche per i volontari. Quando si avvicina uno alle nostre società sportive per fare delle attività, inizialmente è naturale che si è un po' titubanti, ma quando entrano è come, non lo so, una medicina a dire poco, è una droga, insomma, uno non si stacca più. Quindi è molto, molto importante far passare questo messaggio. Ecco, noi come Comitato Paralimpico Regione Veneto cosa facciamo? Facciamo tante cose per promuovere lo sport e avvicinare, perché queste persone che per vari motivi, dicevo, non si avvicinano, e sono le molteplici, può essere la distanza, può essere la titubanza, può essere l'aspetto economico, ma solo se noi, il Comitato Paralimpico, che ha la sede a Padova, ma che, come ho detto, ecco, abbiamo dei delegati in tutte le province, se venissimo a sapere che ha voglia di fare sport, ma che per vari motivi, o perché non è autosufficiente, o perché ha l'impianto lontano, o eccetera, noi potremmo come comitato aiutarli e dare una mano, perché vorremmo davvero che tutti coloro che hanno una disabilità potessero almeno provare di fare sport, perché sicuramente chi prova ha dei grandi vantaggi. Sappiamo, insomma, abbiamo visto in questi giorni fa le Paralimpiadi sono state esaltanti, insomma, davvero emozionanti, ma anche finalmente abbiamo anche dei commentatori bravi, validi, cose che se andiamo a 15-20 anni fa mi veniva da piangere. Io ricordo sempre a Seul quando Paolo Rosi, all'epoca facevano anche durante le Olimpiadi, facevano anche una gara promozionale di atletica leggera. Allora parte i 1500 metri in carrozzina e all'arrivo c'è, durante gli ultimi 100 metri, insomma, due carrozzine si toccano e cadono per terra. Pensate che in 1500 metri Paolo Rosi, famoso cronista, bravo, bravissimo, ma per conto mio su questo aspetto del paralimpismo davvero, non ha detto una parola.
è intervenuto quando ha visto l'incidente. E sapete cosa ha detto? Non so se qualcuno si ricorda. Sono parole. Speriamo che le telecamere cambino immagine per non vedere queste immagini impietose. Mi viene da piangere. Bene, però sono contento perché insomma le cose davvero sono cambiate davvero alla grande. Ecco, diremo proprio dalla Paralimpiadi che ha fatto, no, ne ha fatte molte altre, ecco, ma l'ultima Paralimpiadi con grande soddisfazione del nostro sindaco, ecco, 2012, da lì diciamo 2012 è cambiata un po' la storia, la cultura nel nostro paese, nei cittadini. Quindi, Presidente, però non mi parli troppo di Paralimpiadi che dopo torno da lei con questo argomento. Mi dica qualcosa della sua storia e poi ci torniamo. Certamente. La mia storia è lunga perché gli anni sono tanti. È rimasto poco tempo adesso, eh? Gli anni sono tanti. 60 anni fa avevo anch'io 16 anni, ero giovane, insomma tu hai avuto 14 anni, io ho 16, però un incidente direi più importante del tuo, se posso. Ciò nonostante la disabilità importante, ripeto, ho fatto parecchie, davvero tante cose. Dopo 1 anno e mezzo di ospedale sono tornato a casa e avevo difficoltà a digerire la disabilità, ecco, non volevo uscire di casa. Fortunatamente avevo e ho ancora una bellissima famiglia e insomma con l'aiuto di loro dopo 1 anno e mezzo, forse 2 anche, sono riuscito a digerire e rimettermi in gioco. Allora non si parlava certo di sport paralimpico, quindi c'era anche questo aspetto negativo. E in quegli anni chi aveva un incidente da lesione midollare come la mia, poi molto frequentemente per vari problemi andavano al creatore. Però insomma arrivo verso... Sì, il creatore mi ha aiutato perché poi ho fatto davvero tante cose. Mi sono rimesso a studiare, poi ho fatto l'impiegato, ho avviato un'attività in proprio, un'azienda anche abbastanza importante, producevo carrozzine, prima per 3 anni producevo carrozzine, ecco qui lo sport mi ha aiutato, anche qua. Producevo carrozzine, ho cominciato carrozzine per lo sport, perché una volta dovete sapere che facevamo le corse le corse piuttosto che la pallacanestro, eccetera, con le carrozzine da passeggio, peraltro pesanti, e quindi io ho cominciato ad adattare le carrozzine, mettere i corrimano più piccoli per correre di più, una protezione per fare la pallacanestro e tutte queste cose qua, insomma. E poi dopo 3 anni ho detto adesso basta, le facevo per gli amici, così per hobby, ma ho detto adesso basta, faccio qualcosa di più serio, vediamo se riesco. E ho cominciato a produrre anche carrozzine da passeggio e insomma la cosa mi è andata bene. Adesso ho ceduto l'attività, ma quando l'ho ceduta avevo 33 dipendenti, insomma. Ed ora, Presidente, è diventato uno dei massimi rappresentanti del movimento paralimpico, quindi un percorso importante. Scusi se l'ho interrotta, adesso vi facciamo vedere invece un video del nostro René Di Silvestro, 28 anni, di San Vito di Cadore. René ha vinto 2 medaglie alle Paralimpiadi del 2022, oro mondiale nel 2021. Vi lascio con questo video di 3 minuti, disposto. Ciao, buongiorno a tutti, un saluto al pubblico dello Sport Business Forum e mi dispiace tanto non poter essere lì, però per impegni agonistici insomma non riesco a essere presente. Comunque ringrazio molto per l'invito, spero di poter partecipare alla prossima edizione. Io sono qua, vi racconto un po' tutto quello che è stata la mia carriera
ti direi una bellissima carriera fino adesso, perché comunque è sempre stata una crescita fin dall'inizio. La prima volta che ho messo mono sci è stato nel 2015 e lì è stata proprio una liberazione per me, perché sono tornato a fare quello che mi piaceva fare e da lì ho sempre sognato di fare sempre meglio, di raggiungere ogni obiettivo che fino adesso mi sono preposto e fino adesso li ho sempre raggiunti, quindi speriamo di continuare così. E beh, i risultati più importanti sono stati, ho fatto un oro mondiale nel 2021 e nel 2022 un argento e un bronzo alle Paralimpiadi, che significano molto per me. E niente, per me lo sport è qualcosa di veramente importante che io consiglio sempre a tutti, perché disabili e non, perché comunque ti fa star bene mentalmente, fisicamente, ti insegna veramente tante cose da poi utilizzare nella vita quotidiana, dal rispetto alla lealtà, queste cose qui, no? E questi sono i valori un po' più importanti per me. E poi ci sarà il nuovo obiettivo, che sarà appunto quello di Milano Cortina. Adesso c'è ancora un po' di tempo, anche se un anno e mezzo ormai passerà veramente veloce. C'è ancora questa stagione, e poi la prossima sarà appunto quella decisiva di una Paralimpiade in casa, che è un evento più unico che raro. E io da adesso, come ho sempre fatto, darò sempre il massimo e vedrò di portare a casa qualche soddisfazione, sia per me, ma soprattutto per chi mi guarda a casa. E spero ci sarà tanto tifo, ma sicuramente sarà così e quindi non vedo l'ora di esserci e comunque di poter scendere giù dalle mie piste, ecco. Questo è quello che mi auguro e di nuovo un saluto a tutti, vi ringrazio e scusate la mia mancanza, però comunque vi renderò fieri di me. Ciao a tutti. Un applauso per Nelly Silvestri. E delle Olimpiadi e Paralimpiadi torneremo a parlare nel corso di questo evento. Però adesso, dopo tutta questa storia, l'esperienza dei nostri grandi campioni, no? Arriviamo, come dicevo anche durante la nostra chiamata, a una boccata d'aria nuova, giovane, no? Che è la nostra Veronica Frosi. Veronica, classe 2001, giovanissima, paraciclista parmigiana, quindi arriva direttamente a Parma e qui con la sua famiglia, vice campionessa europea di handbike nel 2023, quarta alla Coppa del Mondo di handbike. Sei giovane, hai già fatto tanto, quali sono i tuoi prossimi obiettivi? Raccontaci anche un po' tutta la tua storia. Buongiorno a tutti, ringrazio il sindaco per aver creato questa bellissima opportunità, l'organizzazione, Alessandro, ma soprattutto il pubblico che diciamo che un sabato mattina venire qui spinti molto probabilmente dalla curiosità dello sport paralimpico non è male. A differenza dei miei compagni di oggi, la mia, diciamo, disabilità è nata con me, quindi come mi insegnano i miei genitori, mi hanno sempre insegnato a pensare di dove non ci arrivi con le gambe, ci devi arrivare con la testa e vedere sempre il bicchiere mezzo pieno. Quindi da lì abbiamo iniziato tutto un percorso di sport, svariati sport, dal nuoto alla scherma al basket e poi l'equitazione. In un certo periodo poi, che è durato 10 anni, dove diciamo che è stato bellissimo perché il cavallo erano le mie gambe, sì, un po' pelose, però vabbè, questo passava. Mi sentivo proprio libera. Poi a un certo punto, per svariati motivi, ho dovuto smettere. E quindi da lì mi è caduto un po' il mondo addosso, perché io super attiva, dovermi fermare di punto in bianco così. Ma lì è arrivato un supereroe e mi collego che mi fa strapiacere
essere qui in Veneto perché mi ha cambiato un po', questa regione mi ha cambiato la vita perché penso che lo conoscerete tutti, Alex Zanardi. Conoscete Alex Zanardi? Direi. Ecco, esatto. Ha creato questo progetto dopo le Paralimpiadi di Rio che si chiama Obiettivo 3, che è un progetto dove diciamo avvia le persone con disabilità allo sport, perché comunque lo sport paralimpico ha dei costi molto elevati. E nel 2017, dopo una candidatura dove mi ha visto in bicicletta, mi ha visto com'ero così, a Magnago alla Coppa del Mondo mi ha finalmente preso, sono stata la prima, siamo partiti in 5, ero la più piccola perché tutto il resto del gruppo era più grande di me e da lì è iniziata questa bellissima avventura dove metà del mio cuore ha preso la forma di 3 ruote. Sapete che cos'è un M-bike? Sì, bene, ma siete preparatissimi ragazzi qua. Ti seguono già, Veronica. E quindi a Magnago, alla Coppa del Mondo, sono salita per la prima volta su questo mezzo abbastanza importante di dimensioni e mi ha guidato Alex, mi ha spiegato, perché io non ero mai salita su un e-bike, e mi ha spiegato un po' come funzionava e non c'è da dire che quando ho preso il via non mi sono più fermata e c'era Alex che mi correva dietro con il freeride, quindi bellissimo. E da lì è iniziato, quindi ho fatto la mia prima gara a Marina di Massa, che è un'internazionale, lungo il mare, dove avevo 17 anni e me ne sono successi di tutti i colori, perché il giorno prima mi si è rotto il cambio, quindi ho gareggiato un po' come le vecchie bianche, quindi a stick, tic, 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 avevo 3 possibilità di cambio e basta. Durante la gara in linea, piccola parentesi, la gara in linea è una gara che dura 1 ora più un giro, adesso hanno cambiato, sono tot chilometri, dipende dalle categorie, ce ne sono 5 di categorie nell'm-bike, le prime 4 sono sdraiate e la quinta sono gli amputati che hanno la bicicletta come Alex, ok? Quindi nella prima gara, a metà dell'ultimo giro, ho bucato. Lì, boom, ho detto, mo cosa si fa? No, devo tirarla, mi manca metà giro, devo arrivare in fondo e quindi tutti mi prendevano un po' in giro perché vedevano proprio la bici che faceva tum, 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 tum. E Alex che diceva no, cioè sconsolato mentre si allenava che mi vedeva, però lì ho capito dentro di me che lo sport dà tante cose, ti mette davanti delle difficoltà, ma trovi comunque sempre la strategia, perché magari a differenza del basket, che ci sono i tuoi compagni di squadra che ti danno forza così, lì sei da solo, cioè sei te, il tuo cervello, le tue braccia che devi andare ad arrivare all'obiettivo, che l'obiettivo è l'arrivo. E poi la seconda gara che ho fatto sempre a Massa, nella cronometro mi si è rotto il freno tutta ingarbugliata, quindi diciamo che ho Veronica, iniziato... tutta a te. Mannaggia. Sì, esatto, ho iniziato proprio, è stato il battesimo di fuoco, però da lì ho capito che potevo farcela. Cosa mi ha portato lo sport? Beh, vabbè, come papà sportivo ho Alex, quindi potete immaginare tutti gli insegnamenti che mi ha dato, non solo a livello sportivo, ma di vita, perché è una forza della natura lui, quindi ti insegna tutto. Ho capito che potevo farcela, nonostante questa difficoltà io potevo avere quello che volevo, quello che mi mettevo in testa, potevo arrivarci e come dice Alex, lo sport è la droga buona e ti dà
grinta, determinazione, passione, che poi si è trasformata anche, diciamo, nella vita, come dire, fuori dallo sport, perché alla fine ho fatto un liceo pieno di barriere architettoniche e quindi dovevi sempre trovare una soluzione al problema. Dopodiché ho fatto l'università, mi sono appena laureata la faccio breve, in comunicazione, se no ci vuole un'altra laurea per dire tutto il titolo completo. Dopo ci torniamo anche sul tuo percorso di studi. Esatto, allora non spoilerò troppo. E poi c'è tutta un'altra parte dove nel mio breve tempo libero, perché ci sono un sacco di allenamenti e università, faccio anche volontariato e questo mi ha spinto, cioè diciamo che lo sport mi ha spinto anche a prendere in mano dei progetti molto importanti, come ad esempio nella mia città adesso stiamo candidando Parma la capitale europea dei giovani nel 2027, ma anche parlare qua nel pubblico prima del 2017 non penso che potevo farcela, perché mi vergognavo, non andavo fiera, nel senso anche banalmente la carrozzina. Prima era molto minimal, essenziale così. Dopo ho detto, ma perché? Perché farla minima essenziale se diciamo che è una mia caratteristica principale? E da lì c'è stato tutto uno studio, visto che comunque ho frequentato il liceo artistico, quindi estetica e via dicendo, e l'ho fatta Tiffany, un po' perché mi chiamava la Francesca Porcellato, mi chiama Miss Tiffany, un po' perché il colore della Bianchi e della bicicletta, e da lì quindi ho voluto prendere una carrozzina estremamente particolare che fosse adeguata a una ragazza di 18 anni che non si vergogna più di invece di utilizzare le gambe utilizzare 4 ruote. Che ti caratterizza quindi anche questo. Sì, ho dei svariati portafortuna, lo so, Grazie che non Veronica, dovrei. grazie mille. Un applauso. Permettetemi giusto un inciso perché adesso io mi rivolgo al pubblico, non so voi, ma io sono emozionato, ma lo ero già quando li ho sentiti la prima volta, perché stiamo parlando di sport, no? Delle loro storie, ma dietro c'è anche proprio una storia personale, di vita, gente che si è sposata, gente che ha avuto dei figli, gente che ha avuto grandi soddisfazioni. Adesso vi porto questo esempio perché è capitato ieri quando ho incontrato Matteo. Ieri abbiamo chiuso il giornale, come sempre verso le 11, esco con i colleghi a mangiare una cosa e arriva Matteo. Iniziamo a parlare, c'era anche sua moglie che saluta qui tra il pubblico, e parliamo anche della vita personale, no? Mi dice sì, ho 2 figlie, ho una figlia di 20 anni, una di 17. Allora io gli faccio la battuta, forse adesso la capisce subito il sindaco, ma allora sei alla finestra con un Mauser sarebbe un fucile, no? Visto che ha 2 ragazze adolescenti, hanno detto no, guarda Alessandro, l'abbiamo educata talmente bene che sono così tranquillo, sereno, anzi quasi troppo. E io ho visto 2 persone estremamente soddisfatte della loro vita, di quello che hanno creato e di quello che stanno facendo. E questo è bello, questo è molto bello. Adesso passiamo al tema invece olimpico, perché ricordiamoci bene che Belluno è capoluogo olimpico e paralimpico. Le Olimpiadi si svolgeranno a Cortina, ma Belluno avrà un ruolo molto importante. Io andrei subito però dal presidente Vilnai, no? Per fare un po' il punto di quelle che sono state le Olimpiadi di Parigi, per accennare qualcosa alle Olimpiadi da Cortina, per poi appunto passare la palla al sindaco su quello che lasceranno sul territorio. Presidente, un po' più in breve rispetto ai primi interventi, grazie. Sì, lasciami Stai dire... allargando il presidente, Lasciami dire che se lui è papà, io sono nonno. Esatto, tante belle storie. Anche perché, per dire che insomma la disabilità, se vuoi, si può fare tante cose, si può ottenere e vivere tante cose, quindi davvero. Parigi davvero sono stati bravi, hanno organizzato davvero bene, alla grande, palazzetti stupendi, sempre pieni,
E chi non aveva procurato il biglietto anticipatamente andava e voleva entrare e comprare il biglietto il giorno stesso della gara, molto spesso non la trovavano e quindi dovevano rimanere fuori senza addirittura un genitore di un atleta che tirava il tennistavolo non ha potuto vedere suo figlio perché lei pensava di comprare il biglietto al momento. Non è stato possibile. Di una severità incredibile, forse per la sicurezza, non lo so, però insomma mi è parso un po' di una severità un po' esagerata. Si entrava dove entravi, non uscivi, dovevi uscire da un'altra parte. Quindi davvero da questo lato davvero molto attenti, molto paurosi li ho visti, insomma, ecco, per questi attentati. Però è stata una Paralimpiade davvero emozionante perché si respirava un'aria, un'atmosfera dentro e fuori gli impianti sportivi in maniera eccezionale. Beh, poi l'Italia ha superato anche sesta, come sapete, è arrivata nella classifica generale mondiale, che non è cosa da poco, su 168 paesi che hanno partecipato alle Paralimpiadi, 4.400 atleti che hanno partecipato alle Paralimpiadi, arrivare sesti non è cosa da poco. Dicevo che l'Italia ha superato anche le 69 medaglie vinte a Tokyo, che sembrava un numero difficile da superare. Lo abbiamo superato, 71 medaglie, ma abbiamo superato alla grande le medaglie d'oro, perché 32 medaglie d'oro, 24 d'argento e solo 15 di bronzo. Quindi davvero sono stato a vedere, visto che ho un baschettaro qui, sono andato a vedere anche, ho visto tante discipline, ma sono andato a vedere anche la pallacanestro, anche se era un po' fuori, perché tanti impianti erano proprio nel cuore di Parigi, davvero bellissimo. Ma sono andato a vedere anche la pallacanestro, e sono andato a vedere Canada-Germania, perché il Canada mi ha sempre affascinato, ma soprattutto perché l'allenatore chi è? È un padovano. E allora ecco, e poi il Canada ha battuto la Germania proprio anche alla grande, poi il Canada è uscito, non è andato in semifinale, ma insomma è una grande squadra che Matteo qui conosce tutti gli atleti, eccetera. Bene, è davvero una grande Paralimpiadi. Adesso ci proiettiamo intanto verso Milano Cortina, che sono sempre grandi eventi. In Italia ecco, è una cosa bella, prestigiosa, importante. Siamo tutti orgogliosi, insomma, anche se i lavori siamo molto in ritardo, ma per quanto riguarda il mondo paralimpico, io spero che sia anche l'occasione che gli alberghi di Cortina si adeguino i loro alberghi, i loro hotel, per renderli accessibili, perché attualmente gli alberghi di Cortina non sono accessibili. Sarà sicuramente un'occasione questa, anche per questo motivo, ecco, per dire quante cose è importante organizzare nel proprio paese una Olimpiade e Paralimpiade. Ecco, i motivi sono tanti, è difficile anche individuarli, oltre all'immagine che un paese può avere, perché l'immagine è davvero importante su tutto e anche sull'economia, ma io spero, insomma, abbiamo fatto anche un convegno a proposito di questo, ma sicuramente dovrà mettere mano la regione, gli alberghi, insomma tutta quanta la struttura, di rendere accessibile agli alberghi anche alle persone con disabilità. Basta così o Grazie posso mille, continuare? Presidente. No, sono Posso- spaventata a fermarla, Perché ma va benissimo così per ne ho questa ancora volta.
Organizzeremo anche il prossimo anno. No, bisogna fare 2 ore, un'ora, Lo un quarto, so, lo so. Allora, adesso vi leggo un po' di dati su quelle che sono le prospettive delle Paralimpiadi, perché stiamo parlando di un impatto economico indipendente dalle Olimpiadi, cioè la Paralimpiada porterà veramente un indotto importante. Questa è un'indagine di Banca Ifis. Attesi 400.000 spettatori solo per le Paralimpiadi. 300.000 in Veneto, 106.000 in Lombardia, con un totale di 1,24 milioni di presenze. Quindi poi anche chi va a girare lungo il territorio bellunese a scoprire le nostre bellezze. 324.000 in Lombardia, 915.000 in Veneto. L'indotto previsto andrà a sfiorare i 200 milioni di euro. E quindi qui mi attacco e parlo a lei, Sindaco, quello che possono lasciare le Olimpiadi e Paralimpiadi sul territorio bellunese, quindi Cortina e tutto il territorio bellunese, cosa ci lasceranno in eredità? Vada, Presidente, non mi permetto più di interromperla. Sindaco, lasciamelo dire perché mi è suggerito questo. Di 71 medaglie, 19 erano venete. Questo Un grande risultato Bene, e bene, applauso. bene. Sono stati veramente grandi i nostri ragazzi, difatti è la Paralimpiadi dei record, è la Paralimpiadi dove in tempo reale erano nelle case degli italiani e di tutto il mondo, e credo che questo possa portare ancora più in là, ecco, questa onda di conoscenza che è partita con l'interessamento dei media a Londra 2012, e quella si può così caratterizzare come Paralimpiadi moderna. E vedo che quest'onda non si arresta più, e questo credo sia un bene, perché vorrei fare un inciso, ecco, su le considerazioni fatte prima di andare sulla domanda. Allora, io credo che lo sport, sappiamo tutti, è un elemento straordinario per ogni persona, sia che voglia fare uno sport di tempo libero per mantenere la forma, i giovani come educazione. Ma avete sentito dalle storie di questi ragazzi che lo sport nel mondo paralimpico non è solo iniziare a conoscere e frequentare una disciplina sportiva, ma è riaccendere quel fuoco, riaccendere il cervello, riaccendere le motivazioni, riaccendere una vita. Quindi questo veramente è un elemento straordinario, perché lo sport ha queste caratteristiche, ed è per questo che prima il Presidente dice: sono ancora tanti ragazzi che non conoscono lo sport, dobbiamo continuare su questo percorso di conoscenza, di andare proprio a far capire quale possibilità lo sport può offrire a loro. Quindi tutto il movimento paralimpico in questi tanti anni ha sempre portato avanti questo messaggio, e devo dire che il movimento paralimpico, avendo fatto parte per tanti anni, insomma, visto che ho l'occasione oggi di parlare dello sport, permettimi che insomma mi sembra di essere in casa e mi fa anche bene. Devo dire che se il movimento paralimpico al giorno d'oggi sta avendo questo riscontro sulla società, è solo per un elemento, che ha utilizzato gli strumenti ideali per entrare nella società. Perché quando anni fa non eravamo considerati, penso che l'unica cosa che tanti di noi pensavano era criticare la società, perché anche noi comunque siamo dei cittadini. Invece non l'abbiamo mai fatto. Abbiamo portato avanti un messaggio di dialogo, di far conoscere, perché sappiamo che una persona che non conosce una disabilità bisogna anche farglielo capire, quindi mettersi a disposizione. E devo dire che poi questi ragazzi hanno fatto il miracolo, perché vederli con la maglia azzurra, con l'inno, con una medaglia al collo che rappresenta il nostro paese, hanno fatto sicuramente la differenza. Io mi ricordo, perché ero dopo Atlanta 96 a Roma con Pancalli, che il Presidente della Repubblica Oscar Luigi Scalfaro, se non ricordo male allora, ci ha convocato al Quirinale, però da soli, solo i paralimpici. E ci siamo imposti, abbiamo detto assolutamente no, o iniziamo a essere convocati insieme o noi non veniamo. Ecco, tutte prese di posizione, ma con una condotta sempre rispettosa, che io dico al giorno d'oggi. Il miracolo è stato perché noi abbiamo utilizzato questa modalità di rispetto e abbiamo sicuramente portato una grande crescita culturale al nostro paese, ma a tutto il mondo.
Questo credo sia una cosa da rimarcare, perché è un movimento, è ancora una famiglia, e finché riusciamo a chiamarci famiglia è una grande opportunità, perché famiglia dà ancora il senso veramente di qualcosa di unito e che lancia un messaggio unitario e che possiamo andare avanti. Quindi volevo solo fare questi due incisi. Cosa lascia sul territorio o cosa lascerà una Paralimpiadi e una Olimpiadi sul territorio? Io ho avuto 6 esperienze e in queste 6 esperienze ho sempre visto città, territori rinascere dopo questi eventi. Chi in forma sicuramente ideale, chi meno magari importante, ma comunque territori che hanno avuto l'opportunità di crescere sotto l'aspetto quindi di infrastrutture, quindi anche qui sarà veramente una serie di infrastrutture sia sportive che sia di viabilità che rimarrà una grossa eredità nella nostra provincia. Non dimentichiamo anche l'impiantistica sportiva e anche sicuramente l'opportunità di averla accessibile, perché noi dobbiamo puntare, visto che questi due mondi si stanno pian pianino avvicinando, che quando pensiamo a progettare un impianto sportivo, ma lo dovrebbe essere anche per qualsiasi altra struttura pubblica e anche privata, farlo per tutti. Se lo pensiamo a inizio della progettazione, costa uguale e sicuramente è un servizio che noi diamo a questa società. Quindi sicuramente tanti finanziamenti che arrivano su infrastrutture, sì, di viabilità e anche di sport. Questa è una cosa che non dobbiamo dimenticare. Sicuramente tutto l'indotto che c'è dietro, quindi anche il discorso che accennava il Presidente, soprattutto di rendere più accessibile e accogliente questa provincia, questo territorio, perché attraverso le Paralimpiadi, dall'impiantistica agli albergatori, ai ristoratori, a anche far comprendere un paesaggio che è strapitoso, unico al mondo, un patrimonio dell'UNESCO, le nostre Dolomiti, e qui anche il mondo del volontariato, associazionismo, ma anche insieme alle istituzioni ha già lavorato tanto per queste Olimpiadi. Qua è stato citato prima Davide Giosset, che è presidente di un'associazione Assi Onlus, che ha lavorato da anni insieme al Comitato d'Intesa e CSV e altre associazioni per rendere, individuare e mappare dei percorsi per avvicinarsi alla montagna, e anche questo è un patrimonio che potremo donare a queste Olimpiadi e Paralimpiadi, quindi chi verrà qui potrà conoscere anche il nostro territorio più approfonditamente, ma anche poi tornarci, come si diceva prima, no? Anche questo museo, se volete ritornarci, sicuramente sarà una grande opportunità di fare una conoscenza strepitosa della cultura della nostra città E li Belluno. aspettiamo i ragazzi, li vogliamo rivedere. Assolutamente. Dico anche a te, Matteo, perché adesso, scusi, Sindaco, vado da Matteo, perché Matteo... Quindi non mi lasci finire. Vado in conclusione. No, conclusione, dai. Faccio come Presidente. Vado come Presidente, adesso sono 2, adesso speriamo bene con Matteo e Veronica. No, per concludere, Sì. che io vedo questi eventi una grande opportunità dove tutti dovremmo lavorare insieme per cercare di spendersi al massimo per sicuramente dare il giusto riscontro al mondo che arriverà qui, ma noi non dobbiamo dimenticare che i cerchi olimpici sono i più visitati al mondo e di conseguenza quelli paralimpici che vanno sempre insieme. Abbiamo l'opportunità di far vedere un territorio strepitoso anche sotto il profilo turistico e quindi dobbiamo spingere su questa attività e su questa azione da fare tutti insieme, ma soprattutto l'eredità. E credo che anche questo evento Sport Business Forum, che parte sull'onda delle Olimpiadi, Paralimpiadi, perché deve essere qualcosa che traina, ma sicuramente dopo mi auguro che tutti insieme riusciremo a farlo vivere e che diventi veramente qualcosa che caratterizzerà il nostro territorio e la nostra città, perché così è. Ne dico una su tutti: Torino nel 2006 oggi sta ancora vivendo dell'onda, dell'influenza delle Olimpiadi, Paralimpiadi. Noi dovremmo fare altrettanto. Grazie mille, Sindaco, un applauso. È stato breve, dai. No, sì, è andata bene. Ringrazio il Sindaco e ne approfitto anche per ringraziare Confindustria Belluno Dolomiti, Confindustria Veneto Est, che sono anche i promotori dell'evento insieme a noi, Nord-Est Multimedia, che abbiamo organizzato. Matteo, tu hai deciso a 50 anni di riprendere gli studi di business management dello sport, mi dicevi, e gli ultimi 2 esami sono stati sulle Olimpiadi di Cortina. Raccontaci un po'.
Intanto fammi fare una battuta, io sospetto che noi non ci inviteranno più insieme, a meno che non ci date spazio. La prossima volta allunghiamo. Comunque anche prima, fammi fare anche una piccola parentesi, mi avete acceso un ricordo bello, ritengo bello, perché c'era mio padre. In televisione quando ero bambino c'era Pierangelo Bertoli. È stato forse il primo disabile ad andare in televisione ed aveva la poliomelite, e mio padre mi diceva quel cantante lì era disabile alla poliomelite. In realtà lo facevano, lo inquadravano solo quando era già sullo sgabello, non lo inquadravano mentre arrivava, mentre gli altri lui lo inquadravano già sullo sgabello. In realtà quanto si è evoluta, grazie a Dio, la visione della cultura sulla disabilità in questo periodo. Tornando a noi, in realtà sì, io ho avuto un percorso scolastico un po' particolare. Ho fatto un incidente a 14 anni proprio mentre facevo le scuole superiori. Non ero sicuramente un grande studente, però da lì mi è passata proprio la voglia di studiare. E quindi sono andato al lavoro, ho iniziato a lavorare, poi ho trovato lo sport, ho trovato un equilibrio dentro di me, e quando mi fermavo, come vi dicevo prima, ogni tanto bisogna fermarsi e guardarsi indietro e capire cosa abbiamo fatto per vedere se è la strada giusta. Io in realtà vedevo quell'abbandono alla scuola sempre come una mancanza. Io davanti avevo un futuro straordinario, me lo sentivo, ma mi mancava sempre qualcosa che io avevo rinunciato a portare fino in fondo. E ho colto l'occasione a 30 anni di prendermi quel benedetto diploma da privatista, e mi sono lì diplomato. Perfetto, lì è stato già secondo me un grande traguardo. Poi in realtà a Roma eravamo all'Acqua Cetosa, incontro per caso, mi chiama l'ex allora segretario generale del CIP, e mi fa molto diretto, Marco Giunio De Santis, molto diretto, mi fa: Cavagnini, mi dica, devi tornare a studiare. Che intendi? Perché ci mancano i dirigenti, qua ci mancano i dirigenti, devi tornare a studiare. Vabbè, mi ha rimesso a studiare, ma di fatto mi ha fatto frequentare un master, e da lì si è accesa anche lì la voglia la fame di sapere, di conoscere. Mi ha iscritto praticamente a master di diritto e management sportivo, e quindi l'andare a studiare lo sport è stato per me una rivelazione. Io conoscevo lo sport in palestra, ma in realtà dietro c'è un mondo, c'è un qualcosa di grande da studiare, da capire, da analizzare, che in realtà io credo che sia dovuto per un atleta andare a capire. E gli ultimi 2 esami, adesso, perché poi dopo mi sono preso poi la triennale, e adesso a 50 anni mi sono rimesso ancora in discussione, perché di fatto ancora non mi manca quell'adrenalina, non avendola più nel campo mi manca l'adrenalina. La trovo grazie al professore che mi interroga. E ho fatto gli ultimi 2 esami sul dossier di Milano Cortina e sulla preparazione olimpica, quindi in realtà anche come si organizza poi il lato CONI l'Olimpiade. Molto interessante, Matteo, bello. Ti è piaciuto comunque addentrarti un po' in tutto quello che è il discorso, no, olimpico, vedere come si stanno organizzando, e speriamo che riescano poi, no, a finire tutto per bene. Veronica invece sta seguendo un percorso un po' diverso. Lei studia comunicazione adesso all'Università di Bologna, quindi da Parma è voluta andare fino a Bologna. Magari diventerà la nostra comunicatrice per le Olimpiadi Paralimpiadi. Ci arriviamo? Ma magari, Magari? ma magari. Mi collego un attimo a Matteo perché la scelta della magistrale è stata dettata anche dal fatto che ho visto nel percorso universitario lì a Bologna una magistrale estremamente nuova, perché è stata fatta nel 2020, e uno degli esami è sport e comunicazione, e lì proprio avevo gli occhi a cuoricino, perché ho detto cavolo, cioè è il mio esame, che è la mia passione, e non ti dico che ho già in mente la tesi, quindi lasciamo perdere. Dopo ne Devo ancora parliamo. iniziare, però sì, è tanta roba, perché sarebbe, diciamo che è
una combo perfetta, perché è la mia passione più la passione dello studio, e quindi è anche il fatto, come accennavano poco fa, vedere dal 2012, io purtroppo ho visto dal 2012 perché avevo 11 anni, quindi non so tutta la storia come racconta il presidente, ma è veramente interessante averla vissuta. E io ho visto dal 2012, avevo 11 anni, e mi mancava un po' perché mi arrabbiavo, perché dicevo, ma perché in una bambina, perché a 11 anni si è ancora bambini, perché i normodotati si vede su Rai 2, su Rai Sport, sempre continuamente le varie attività sportive e noi no. Perché? Perché finalmente poi da Londra si è svoltata questa cosa, e secondo me Parigi ha dato il meglio di sé, perché eravamo sempre, c'era Rai 2 sempre attivo sulle Paralimpiadi, c'era anche il dopo Paralimpiadi, quindi alle 11 che mi guardavo tutti i vari recap, ed è veramente bella questa cosa, perché questi nuovi media e i social sempre connessi ti danno la possibilità, anche se non sei lì a Parigi, ti danno la possibilità di vivertela come se fossi lì. Grazie mille. Fatto un grande applauso ai nostri relatori, per favore. Beh, siamo giunti al termine, però abbiamo qualche minuto per delle domande, quindi se qualcuno di voi è curioso, vuole fare qualche domanda ai nostri relatori, insomma abbiamo 5 minuti. Eccola là. Chiedo scusa, buongiorno a E quindi dicevo, sono anch'io uno studente di management dello sport e affronterò la laurea il mese prossimo e ho deciso di intraprendere, diciamo, come argomento di laurea il tema della comunicazione per quanto riguarda lo sport paralimpico, e ho notato, come diceva il Presidente, infatti questo forte cambiamento per quanto riguarda dopo Londra, soprattutto nelle ultime Paralimpiadi a Parigi abbiamo visto come il commento tecnico forse fosse anche molto valido, però la domanda che io vi volevo porre era, secondo la mia riflessione, noto come ancora per quanto riguarda i media venga ancora poco esaltato l'elemento tecnico e atletico e vengono ancora poste troppe attenzioni su quanto riguarda la storia dell'atleta. Quindi la mia idea è giusto porre attenzione sulla storia, ma secondo me dovremmo esaltare ancora di più le caratteristiche tecniche della pratica sportiva. Facciamo rispondere il Presidente. Un'analisi che credo possiamo essere d'accordo certamente. Noi siamo soddisfatti perché, come ho accennato prima, eravamo abituati fino a 10-12 anni fa a commenti da non ricordare, anche se prima ho ricordato il nostro Paolo Rosi. Però i nostri commentatori della RAI, perché è la RAI che ovviamente seguono gli sport dei normodotati, e quindi avvicinarsi al mondo paralimpico, alla disabilità, non è sempre facile. E invece io ho trovato che la maggior parte, ecco, dei cronisti sono anche ben informati, usano i termini appropriati, insomma si può migliorare, certamente, sono d'accordo. Ci sono altre domande? Buongiorno, io mi chiamo Elena Soravia, sono felicissima di aver partecipato a questa relazione, a questo congresso veramente molto interessante. Allora, io personalmente mi occupo di medicina dello sport, sono un medico dello sport e sono mamma di un bambino con una disabilità non fisica ma intellettivo-relazionale.
Allora, io volevo portare un po' la mia esperienza. In questi anni abbiamo vissuto quasi sempre a Bologna e ho riscontrato sia per mio figlio che nelle altre famiglie, insomma, con bambini che hanno disabilità di questo tipo, una grossa difficoltà nell'accesso alle polisportive e al mondo dello sport in generale, insomma, quindi spesso questi bambini che hanno bisogno di modalità comunicative diverse da quelle dei loro coetanei vengono rifiutati dalle polisportive perché probabilmente non ci sono neanche le risorse economiche per poter mettere degli operatori che sono formati in questo senso, perché non è facile. E quindi volevo anche capire, in quanto Comitato Paralimpico, se anche per i bambini per gli atleti con disabilità intellettivo-relazionale si sta progredendo, cosa si sta facendo in questo senso per garantire l'accesso non solo a chi ha una disabilità fisica, ma anche a chi ha una disabilità intellettivo-relazionale. Allora sì, è vero, se in certi impianti che non hanno avuto esperienza con la disabilità sono in difficoltà, però la strada giusta è, se si contatta il delegato del Comitato Paralimpico o il Comitato regionale, ecco, noi, le nostre impiegate soprattutto, conoscono le società avviate, conoscono la situazione e qui noi addirittura diamo per gli avviamenti, quando una persona con disabilità vuole fare un'attività, noi per fare questo avviamento diamo un contributo di 600 euro alla società perché paghi il tecnico a seguire, cioè il rapporto 1 a 1, perché faccia 30 ore di avviamento. Però ecco, purtroppo non tutti gli impianti sportivi sono all'altezza, conoscono la situazione. Bisogna fare il passaggio attraverso il Comitato Paralimpico che, ripeto, conosciamo i tecnici, conosciamo le società sportive disponibili e insomma noi diamo un aiuto e anche aiutiamo economicamente. Bene, se c'è ancora un applauso al Presidente, un applauso a tutti. Bene, io vi ringrazio, grazie mille per aver partecipato a questo evento, siete rimasti tutti fino all'ultimo, quindi c'è stato grande interesse, grazie ai miei relatori, tutte bellissime storie, grazie a tutti.